Il comitato Difendiamo il nostro ospedale, dopo aver raccolto oltre 20.000 firme, non si ferma. Oggi a Castelfranco centinaia di persone si sono messe in marcia per evitare che i piani della regione possano riuscire a cambiare una volta per tutte la struttura ospedaliera del San Giacomo. Con l'arrivo dell'Istituto Oncologico Veneto da Padova, l'ospedale potrebbe subire tagli consistenti dei posti letto. Questa manifestazione perché? Questa manifestazione per far capire in maniera definitiva al mondo della politica che Castelfranco, la Castellana, la Pedemontana e tutto il territorio che fruisce dell'ospedale di Castelfranco sta urlando a gran voce che questi servizi sono fondamentali. È una battaglia che devono recepire in regione. Certamente l'unica istituzione che può cambiare le cose è la giunta regionale e Zaia e poi ovviamente gli uffici tecnici della sanità regionale. Quindi la palla è in mano, purtroppo dico io, alla Lega, nel senso che la Lega governa la regione e prende le decisioni, come giusto che sia perché ha vinto le elezioni, e però si prende anche la responsabilità delle decisioni prese nel modo A o nel modo B. Per i manifestanti, se venissero tagliati come previsto dalla regione 140 posti degli attuali 300, il territorio dell'ex ASL 8 tra Asolo, Castelfranco e Montebelluna finirebbe all'ultimo posto nel rapporto tra abitanti e numero di posti letto dell'intera regione. Una lotta che la cittadinanza non ha intenzione di perdere. Perché l'ospedale è nostro e deve rimanere nostro. Il discorso è che ci stanno un attimo portando via tutti i servizi che abbiamo. Se ci sarà ancora un silenzio dal mondo della politica, noi non resteremo fermi. Non finisce qua? No.